Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il professor Luigi Dal Paus, ingegnere, professore emerito idraulico dell'Università di Padova, uno dei massimi esponenti appunto per quanto riguarda il sistema di ingegneria idrologica del Veneto. Senta, prima parlavamo delle strade, mi diceva anche lei durante la pubblicità che anche il passante non è che sia stato costruito in un territorio ideale per... Il passante ha dei problemi idraulici, no? Tant'è che appena inaugurato si è allagato. Allora vuol dire che il sistema di collettamento delle acque realizzato per appunto evitare questo fenomeno non era ben dimensionato. Io penso che quella soluzione sarà interessante dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma dal punto di vista ingegneristico è una soluzione, direi, dalla quale stare lontano, perché abbiamo già tanti problemi e ce ne creiamo degli altri. Lo sta ragionando con lei in questa prima parte di trasmissione, davvero credo che l'uomo abbia davvero tante responsabilità. Ne ha. Però sia l'uomo antico che l'uomo moderno. Un po' meno l'uomo antico, perché quello che si costruiva una volta... insomma, nel nostro territorio gli interventi fatti dalla Repubblica, no, hanno sicuramente salvaguardato la laguna di Venezia, ma poi hanno creato problemi sul territorio circostante. Certo. D'altra parte, con riferimento alla Repubblica, i veneziani DOC la chiamavano Serenissima. Quegli altri dei territori circostanti alla laguna la chiamavano la dominante, per cui... È un po' diversa la situazione. Andiamo a vedere il servizio allora per quanto riguarda il Mose. L'acqua grande dello scorso novembre, la seconda più alta di sempre con il picco raggiunto di 187 cm, ha riacceso i riflettori sulla fragilità di Venezia e sulla necessità di trovare soluzioni immediate, anche perché anno dopo anno la situazione diventa sempre più drammatica. A confermarlo i dati delle alte maree che negli ultimi decenni sono sensibilmente aumentate, 40 quelle oltre i 120 cm registrate nel periodo 2010-2019 contro le 20 del decennio precedente e le 14 degli anni 90. Sulla carta la salvaguardia di Venezia è affidata al Mose, l'opera di ingegneria idraulica di cui si parla da fine anni 80 e i cui lavori sono cominciati solo nel 2003. Si tratta di una diga mobile composta da 78 paratie divise tra le 3 bocche di porto che collegano il mare alla laguna, in grado di sollevarsi quando la marea si fa minacciosa. Nel corso degli anni però il Mose ha conosciuto un iter incerto e fatto soprattutto di rinvii e rallentamenti, anche a causa della vicenda giudiziaria scoppiata nel giugno 2014 per un circolo di tangenti che ha portato all'arresto di 35 persone, tra cui l'ex assessore regionale alle infrastrutture Chisso e l'ex sindaco di Venezia Orsoni. Non solo, sull'effettivo funzionamento del Mose in molti hanno posto più di qualche dubbio, soprattutto dal punto di vista dei costi, circa 6 miliardi, e della manutenzione, si stimano 100 milioni l'anno. Di certo c'è che ad ora l'opera è completa circa al 95%. Il vertice istituzionale in prefettura dello scorso 7 gennaio ha stabilito che entro 6 mesi il Mose potrà entrare in funzione, anche se solo per le emergenze, mentre la consegna definitiva è prevista per la fine del 2021. Da lì in poi si saprà se il Mose riuscirà davvero a salvare Venezia dall'acqua alta o se si sarà trattato di un imperdonabile errore. Imperdonabile errore? No, io penso che sia un'opera di grande complessità e probabilmente quando l'hanno perseguita o chi ha voluto perseguirla non ha riflettuto con attenzione sulle questioni che bisognava affrontare non nell'immediato ma soprattutto in prospettiva, e da questo punto di vista credo che l'opera sia davvero un'opera che da sola non sarà in grado di garantire gli obiettivi che si era prefissa. Sì, perché non è sicuro che si eviti l'inondazione appunto Insomma, diciamo che nell'immediato se queste strutture funzioneranno, dico se, perché ci sono obiezioni piuttosto, come dire, ben documentate sui problemi che dal punto di vista ingegneristico la soluzione che sta per essere completata presenta. Però io non sono stato favorevole mai a questo tipo di soluzione, pensavo che si potesse fare diversamente. Tipo?
Una struttura come questa, sempre immersa nell'acqua, ha dei problemi non indifferenti di manutenzione e di gestione. Io credo che adesso ne parlano tutti, allora quando si tentò di far valere questo concetto pochi capivano, perché oggi come oggi sono quasi tutti a dire che il costo di gestione e manutenzione di queste strutture sarà come minimo un centinaio di milioni di euro all'anno, forse anche di più, mentre si parlava a suo tempo di 5-10 milioni, no? E qualche bella persona pensa ancora che si starà ben lontano e ben al di sotto di quei 100 milioni. Io non credo, io credo che probabilmente andremo oltre. Quindi questa è un'opera che dal punto di vista dei costi, che è un fatto importante per un'opera civile, non è proprio il massimo. Basti ricordare che gli olandesi, quando realizzarono l'ultima grande opera del loro famoso piano Delta, ed è lo sbarramento completato nel 1996 sul canale navigabile di Rotterdam, questa soluzione la scartarono, e la scartarono proprio per motivi di costi di manutenzione e di gestione. Andarono verso una soluzione che diversa. Poi è funzionante quella loro. Beh sì, quella è operativa dal 1996. Solo che qui l'hanno evitata perché aveva un impatto con l'ambiente. Sì, ma noi abbiamo l'impatto con l'ambiente, ma poi abbiamo i problemi di altro genere da affrontare, e io credo che questi problemi di altro genere, nel caso specifico realizzare una struttura che sia in grado di garantire, no, a costi ragionevoli la difesa di Venezia, questi siano concetti che devono dominare sulla questione dell'impatto ambientale, perché se lei vola sopra le bocche di porto non penserà mica che non ci sia stato impatto dal punto di vista delle opere che stanno realizzando con riferimento alle strutture di appoggio e così via. Basta navigarci e volarci sopra e si vede quanto è pesante la modificazione che si è introdotta. Allora, non possiamo nasconderci dietro queste cose, perché di nuovo la politica, quando seriamente fa il suo mestiere, si indirizza verso soluzioni che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi. Invece noi qua siamo qui a discutere, a litigare, no, sui problemi che queste opere presentano. Ma è in prospettiva che quest'opera diventerà da sola non sufficiente per garantire la difesa dalle acque alte di Venezia, perché già al momento del finanziamento dell'opera era chiaro ed evidente che ci trovavamo in una situazione in cui l'innalzamento del livello medio del mare sarebbe stato importante, su valori di gran lunga superiori a quelli considerati dal Consorzio Venezia Nuova. L'IPCC ancora negli anni 90 nei suoi documenti diceva che in prospettiva secolare l'innalzamento del livello medio del mare mediamente e quasi certamente sarebbe stato di 50 centimetri e in previsioni più severe anche ben oltre questo limite, come è stato d'altra parte confermato dall'ultimo rapporto dell'IPCC sull'argomento, che parla di 70 centimetri probabilmente su base secolare. Allora, quando noi ci trovassimo di fronte a questo tipo di innalzamento del livello medio del mare, quella struttura dovrà essere alzata praticamente tutti i giorni. Per difenderci dalle le maree normali di Sizige diventeranno maree di acqua alta e ci si dovrà difendere contro quelle maree. La frequenza delle chiusure diventerà drammatica. Le simulazioni che anch'io ho fatto dimostrano che mediamente in un anno, con 50 centimetri di innalzamento del livello medio del mare, noi dovremmo intervenire 300-350 volte, ma la durata delle chiusure andrà nell'arco di un anno a raggiungere mediamente le 2000 e più ore complessive, e in anni disgraziati si arriverà anche a 4500 ore di chiusura complessiva nell'arco dell'anno. E allora cosa succederà di due obiettivi che
quest'opera doveva garantire? La portualità e la salvaguardia dell'ambiente lagunare. Non potranno essere garantiti questi due obiettivi. Il porto di Venezia è morto in prospettiva e l'ambiente lagunare non può sopportare chiusure di questo tipo, perché noi ci troveremo di fronte a situazioni in cui per più giorni consecutivi noi dovremmo mantenere completamente isolata la laguna rispetto al mare, le paratoie sollevate, le bocche chiuse. Questo significa instaurare dentro alla laguna processi anossici che porteranno la laguna a trasformarsi in un ambiente assolutamente diverso da quello che noi conosciamo. E quindi? E quindi bisogna che queste opere siano affiancate da opere che permettano di ridurre la frequenza delle chiusure, limitando le chiusure alle situazioni davvero straordinarie. E questo vuol dire, cosa che non hanno voluto sentire, cercare di costruire difese passive nel perimetro del tessuto urbano. Quali sono queste difese passive? Innalzamento dei margini dove è possibile. Insomma. La diga? Ma no, si può anche una fondamenta, si può fare un muretto lato laguna, tanto per dirne una. Ma è un progetto che è stato presentato da un gruppo di ingegneri veneziani ancor prima che partissero queste opere e che è stato buttato là perché è ritenuto un intralcio più che un contributo effettivo alla soluzione dei problemi veneziani. E poi in prospettiva anche finanziare questi studi e queste ricerche che si prefiggono di innalzare il livello del suolo attraverso iniezioni in profondità 6, 700, 800 metri al di sotto del livello attuale del suolo, e anche quello può garantire, perché noi con le difese passive potremo arrivare a 130 cm, 140 cm rispetto allo zero mareografico di Punta della Salute. Quelli che sostengono l'utilità di tentare questo innalzamento del livello del suolo dicono che si potrebbero raggiungere 30-35 cm, il che vuol dire che il MOSE entrerà in funzione solo quando si supererà con il colmo di marea il 1,70 m, il 1,75 m. Quindi cioè, in casi eccezionali. In casi eccezionali, allora la laguna potrà continuare a vivere. E il porto, come fa il porto a vivere se avrà 2000 ore di chiusura nell'arco di un anno? Nessun armatore... Ma secondo lei, professor Del Pao, c'è la volontà di fare quello che lei mi sta dicendo ora? Di alzare il territorio sotto oppure di trovare altre cose più semplici? Io le posso dire situazioni che ho vissuto personalmente, no? Per quanto riguarda le difese locali, cioè il progetto che è chiamato Insule, c'è un progetto di un gruppo di ingegneri veneziani che risale agli anni 90. Per quanto riguarda il discorso di finanziare studi e ricerche nel campo della possibilità di sollevare il suolo a Venezia, ricordo e non dimentico, non posso dimenticare un intervento che ho fatto in consiglio comunale, erano gli anni 2000, 2002, 2003 sarà stato, in cui dissi, insomma, di soldi ne buttate tanti, date dei soldi per iniziare e favorire questa ricerca e anche per fare magari un esperimento, no? In fondo, di fronte ai miliardi che volete buttare, insomma, anche spendere 1 milione di euro per finanziare una ricerca in quel campo vuol dire niente, no? Tutti contro, dalla destra costituzionale alla sinistra estrema costituzionale, tutti contro. Ma questi continuano. Il Consorzio Venezia Nuova ha commesso un peccato mortale che è stato quello di essere autoreferente con riferimento al progetto che stava realizzando. Nessuno era in grado di contribuire per migliorare le soluzioni che loro proponevano. Chi era esterno al consorzio in nessun modo aveva diritto di parola, no?
E questi qua di oggi continuano sulla stessa strada. Senta, sono ancora autoreferenti, sanno tutto loro e chi sa tutto in Veneto, come si dice? Si dice. Non diciamo. È vero. Senta, e quindi Venezia a rischio? Dalle sue parole Venezia a rischio? Venezia è a rischio se non cambiamo impostazione. Il governo italiano, no, che con riferimento allo scandalo capitato, no, nel 2014 abolisce il magistrato alle acque perché diciamo lo ha ritenuto corrotto, insomma quel primo ministro ha fatto un ragionamento corretto, poteva essere da sopprimere l'istituzione, era da sopprimere le modalità con cui la politica ha occupato quell'istituzione, non mettendo al suo vertice il più bravo, il più meritevole, ma mettendo al suo vertice quello più vicino, quello più flessibile, quello più accomodante. E noi aboliamo il magistrato alle acque e adesso dicono che vogliono fare un'agenzia per Venezia. Ma l'agenzia per Venezia c'era già, si chiamava magistrato alle acque. Solo che bisogna cambiare Ma è l'unica soluzione metodo. secondo lei il magistrato alle acque per sistemare Venezia? No, è istituire dar vita a una istituzione che sia dal punto di vista scientifico all'altezza del problema, dal punto di vista tecnico preparatissima e non affidarsi così. Ma mi sembra non ci sia nemmeno la volontà, però no, non c'è la volontà politica. Allora posso pensare che tutti i cittadini veneziani dovrebbero andare in piazza a protestare? Certo. Quando io sento il sindaco di Venezia, no, che si candida per gestire il Mose, chiamiamolo così, che si candida a essere l'autorità che governerà la laguna, mi vengono i brividi, perché mi domando dove stanno le competenze scientifiche al riguardo. Quando io leggo sui giornali che il deputato Pellicani di Venezia istituisce o vuol far istituire o ottiene i finanziamenti per istituire a Venezia un centro di studio delle variazioni climatiche e così via, e ci mette dentro tutti, tranne che l'Università di Padova, dove quelle competenze esistono, cosa devo dire? Ha già detto. Senta, è un tema che ovviamente verrà ritrattato ovviamente il Mose. Prima della pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte, però lei è favorevole, cioè nel dire che sparirà il porto di Venezia non dice davvero una cosa che non potrebbe succedere, però lì vanno ora le grandi navi, lei dice le grandi navi devono andare da un'altra parte, bisogna fare un altro porto, giusto Venezia? Certo, perché io credo che pretendere che sia la laguna ad adattarsi alla politica, diciamo, del trasporto marittimo è assurdo. Semmai dovranno essere le navi che intendono approdare all'interno di Venezia ad adattarsi alle caratteristiche morfologiche della laguna di Venezia. Purtroppo questo non si capisce e da questo punto di vista credo che la realizzazione di un approdo esterno sia per alcune navi commerciali, le grandi navi portacontainer, sia per le navi da crociera, sia l'unica soluzione. Leggevo, professor Del Paus, così una cosa, che queste navi qui, 10 di queste navi, non vorrei sbagliare e non dimenticarmi, però ho dato letto proprio l'altro giorno sui giornali, inquinano come 260 milioni di automobili, una cosa, 10 grandi navi così, insomma una roba incredibile. Oltre ai danni che fanno, anche inquinano, però gli interessi anche qui vanno al di là ma guardi, dell'ambiente, di secondo me hanno perso di vista il buonsenso, no? Perché l'autorità portuale batte i piedi perché vuole scavare i canali a 12 metri di profondità, no? Stiamo parlando del canale Malamocco-Marghera. Ma santo cielo, e non ti domandi cosa succederà alla laguna? Tu vuoi scavare i canali a 12 metri perché vuoi far entrare lì queste grandi navi, no? Ma e alla laguna? Non ci pensi? O secondo te puoi fare della laguna tutto quello che ti piace? La legge speciale che riguarda Venezia si chiama legge speciale di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Quando io parlo di Venezia, parlo di laguna.
quando parlo di laguna parlo di Venezia. Ma questo concetto, che mi sembra banale, che anche i miei nipotini capiscono, non entra nella mente di questi personaggi che guidano. È anche comprensibile e capibile, perché insomma, per gli interessi vanno al di là del ragionamento che lei fa, che è un ragionamento semplice, naturale, di tutela della città, dell'ambiente e anche ovviamente della laguna. È brutto però sentire questa parola, professore Paolo, perché io sono poi un innamorato di Venezia, è una città che amo. E poi, mi scusi, l'acqua con il tempo dicono si alzerà sempre il livello dell'acqua del mare, e quindi le spiagge spariranno. Beh, guardi, di questo noi parliamo tanto degli effetti sul clima, no? Dei cambiamenti che stiamo vivendo. Io diciamo che per alcuni aspetti forse non abbiamo ancora tutti gli elementi per esprimerci in termini scientifici con riferimento a questo fenomeno, però se guardiamo il problema dell'innalzamento del livello medio del mare, abbiamo le osservazioni sperimentali. Le osservazioni sperimentali degli ultimi 30 anni, le registrazioni mareografiche a Venezia degli ultimi 30 anni, dicono che negli ultimi 30 anni mediamente il livello medio del mare a Venezia si è alzato di 5-6 mm. Di questi 5-6 mm, 1 millimetro è dovuto alla subsidenza e 5 mm... Cos'è la subsidenza? La subsidenza, cioè il fenomeno di abbassamento del suolo per compattazione degli strati più profondi. 1 millimetro all'anno a Venezia. Ma su questo millimetro si aggiungono 5 millimetri all'anno di eustatismo, cioè di innalzamento vero e proprio del livello medio delle acque del mare che sta davanti a Venezia. Questo lo possiamo dire perché abbiamo il confronto fra le registrazioni mareografiche eseguite a Venezia, dove subsidenza e eustatismo si sovrappongono, con quelle registrate a Trieste, dove il mareografo è su una costa rocciosa e quello che noi osserviamo è solo effetto di eustatismo, non c'è subsidenza in quel caso. E quindi cresce a Venezia e non a Trieste l'acqua? Beh, insomma, a Trieste cresce solo per effetto dell'eustatismo, mentre a Venezia cresce per effetto dell'eustatismo che innalza il livello medio del mare e della subsidenza che abbassa il livello del suolo. E perciò... questa per una cosa l'uomo non può far nulla? L'uomo ha dato il suo contributo sulla subsidenza, perché negli anni 60, quando pompava pazzamente acqua dalle falde sotterranee a Marghera, ha prodotto un mezzo disastro, perché ha prodotto un fenomeno di subsidenza che, diciamo, è stato valutato in 12-15 centimetri. Non è poco, insomma. Quindi l'uomo davvero non è... L'uomo purtroppo molto spesso butta il cuore oltre la siepe. Ma molto lontano dalla siepe. Io spero e mi auguro che queste denunce che vengono continuamente fatte per quanto riguarda la città di Venezia, in particolare la laguna, perché il riferimento che fa il professor Dal Paus è molto chiaro, Venezia e laguna sono una cosa unica, non bisogna dividerle, perché altrimenti morirebbe anche Venezia, e quindi in virtù di questo ovviamente io mi auguro che l'uomo riesca a trovare una soluzione per salvaguardare sia la laguna e per salvaguardare anche la città di Venezia, che è un patrimonio dell'umanità. Insomma, io penso che il valore economico di Venezia e della laguna di Venezia è di gran lunga superiore a qualsiasi valore economico di un'attività che noi vogliamo intraprendere danneggiando Venezia e la sua laguna. Quando faccio un bilancio economico, l'attività della croceristica rende moltissimo, no? Ma non conteggiano mai il disastro che contemporaneamente la laguna subisce. Anche quello è un danno economico. Bisognerebbe, per assurdo, professor Dal Paus, che quella nave da crociera che ha sfiorato il disastro avesse fatto un mezzo disastro davvero, allora forse qualcosa, perché qui bisogna prima che ci sia il morto, usiamo una parola purtroppo semplice, perché prima si prendono dei provvedimenti, perché altrimenti... Ma guardi, voglio dire un'ultima cosa con riferimento alla croceristica, no? 5.000 passeggeri su una di quelle navi, no? Se una di quelle navi ha un incidente in alto mare, lei pensa che noi saremmo in grado di tirar giù da quella nave 5.000 persone che non sono assolutamente addestrate a quel tipo di operazione, salvandole?
Io penso che sia estremamente difficile, perché all'isola del Giglio, a 10 metri dalla riva, sono morti in 30. Perché il panico, se tu non sei abituato a contrapporti... È anche per l'aereo che vola in questo caso, però sì, però insomma l'incidente, una nave da crociera al largo della Norvegia l'anno scorso ha avuto i suoi bei problemi ed è stata salvata per un pelo. No, sono d'accordo, sono purtroppo... Anche queste idee di mettere 5.000 persone su una nave è un po' esagerato, è vero. Cioè, dov'è la questione, la sicurezza, dove sta? D'accordo. Andiamo alla pubblicità, poi l'ultima parte di Primus Inter Pares e parleremo ovviamente di idrovia, tra poco.